Si collegasse anche con un altri giovani, beh, in Italia è giovani, alle anche relativo, ma rispetto all'età media, alle Sì, giovani artisti e musicisti, che è il DJ Tubet, Mauro sì. Tubetti. Mandi, Mauro mandi, non Buondì, ci Ciao sento Mauro, d'ors. mamma. E là, mandi, mandi. Ciao. Mandi. E Mauro è l'autore anche della sigla che accompagna voi la nostra trasmissione, che dopo Sì, voi di far di Alc, Mauro e anche a Cristian, c'è molto che l'avete realizzate. Però, Mauro, tu sei, beh, tu sei furlan patok proprio te, no? Tu sei sta buon di rappà o di repà anche la lingua furlane, no? Di passare dal rap, no? In questo ritmo anche il furlan. E c'è vuole di parte iesi furlan, o no iesi quasi sei altre robe. Ma allora, intanto l'identità è un processo di disegno multifattoriale, quindi uno si deve identificare, definire nome di una robe, no? Però il fatto di identità furlane, secondo me, è legata a pochi robi su nevore fondamentali. Uno, la lingua. Qui che è stata ba furlan di qualsiasi banda che sei in sud, che vedi vissuto, alle furlan. Punto. Perché ve accesso alla lingua, ai muz di di, all'udì ve accesso a tutto il nostro mondo, che è un tech fair al mondo contadino e dopo alla difficoltà a integrare le lingue in news termini dal mondo di web. Quindi, qui che sa il furlan ha l'accesso a tutto ciò che è le fonde nostre, quindi mi riferisco anche alla musicalità degli accentos, che dopo vengono furte musiche e villotte, mi riferisco all'importantissimo patriarcato di Aquilè, alla mastodontiche storie dell'Eglise furlane, dell'Eglise di Aquilè, che è la storia da tutto il cristianesimo europeo, e dopo anche un leam, se volendo, territoriale, una fiete alla natura che viene qua, che è un compendio dell'universo, quel che dona alla dite, ma è una natura, un tec schive, è un clima, un tec rustic e ruspid, che non rende che lui la storia che viene avuto, del carattere che viene, un tec sul chi va là, e un tec di platalis emozioni, sia bielis che brutis, di dare rispetto, un'evore alla gente, ma con calme, e di via di disegno la vigni con stime, ma con rispetto, che alla lontano, ma fa il passo un po' alla volta. Questa vuol dire sei furlans. Si parte da lenghe e dopo si va sempre più dal profondo di una identità più vasta delle stesse lingue, che la lingua contiene. Beh, un popolo attraverso la sua lingua, la sua cultura, può avere un futuro dove se il consegna, chi arriva a consegnare i suoi valori e a fare vivi dalle nuove generazioni. No, Sì. generazioni che si appartengono e che volti si vede un contatto con volti anche per via della musica, no? Che facevi perché è recepibile proprio dai giovani. Elsa, tu ci muovi sì. di tu di queste nuove generazioni, perché riguarda proprio il fatto di sentire come un valore positivo, interessante, anche creativo, la lingua furlana. Ma secondo me comunque il rivà a, a portare questo valore anche dal futuro, dipende dai contatti anche con la natura, con l'ambiente, con le persone, ma soprattutto con le persone che hanno dentro di sé appunto che è vissuto, no? Quindi con le vecchie generazioni. E questo aspetto forse è talmente antico, no? Perché le nuove generazioni sono scollegate dall'ambiente in cui vive la sua quotidianità e che dalla voce dalle persone che hanno vissuto anche un certo tipo di quotidianità, di vicende, no? Dal suo passato. Secondo me è più difficile arrivare a mantenere
di questa identità. E quindi in tal nostri piccul comunque esprimersi mediante la lingua con anche per tante tematiche che riguardano la nostra terra in qualche modo, proprio perché grazie alla musica e all'arte è forse un po' più facile arrivare a comunicare. La speranza è che non si perdi queste le amo con le tradizioni, ma in qualche modo arriva a dare un piccolo contributo per arrivare a far conoscere, insomma, sempre di più e perché ci di mantenere vivo il leam e la storia con la tradizione. Sì. Però secondo me alle proprie che un tic vignin mancul a che sorta di metafora che il focolare al vede, no? Gli essi insieme attorno a un centro per condividere in maniera anche semplice le storie e le vibrazioni di una tradizione, no? La gioventù di lui è un pic frammentate, no? Con queste nuove tecnologie e modi di comunicare, si sta perdendo un tic il leam e che robe sono tic lui semplici che però mantengono une forze e une appartenenze secondo me, no? Mauro, dal tuo punto di vista, potete chialante al domani, se conventaresti al fatto quali sono gli strumenti, le metodologie, le strategie che avresti adottati per poter consegnare, per trasmettere ai frutti, ai giovani, che poi si consideri il patrimonio dei valori specifici. Secondo me bisogna fare come che facevano i vecchi su una volte, ve tem di chialà. Perché per inventare nuove parole per di we, bisogna ve tem di, come che diceva Elsa, di stare insieme e di contarsi di robe ma di osservarli. Dunque, una volta il centro di riferimento era la stale per contarsi storie e il fogolare. Dopo sono finiti i contadini spiccioli. Alle finite che il stile di riscaldamento lì e come la stalla è internet, no? Sì. e quindi bisogna di chialare c'è stato internet e di watt, chialare il computer e di ardulen, tramai, cioè inventarsi con l'osservazione come che facevano i vecchi per definire la natura, come avevano un'altra natura, però bisogna di sé definire con un stile furlan, che vuol dire pochi paraulis, une battute, vedo non ti vedo, che l'umorismo furlan che te sgnacche, no? Ecco, e dopo dal punto di vista istituzionale e anche popolare bisogna là in profondità che ha passato, quindi come dicevi la storia di Aquilè, la poesia come che fa Elsa, la musica di Svilottis, e tutte queste robe, tutti artisti che ti hanno in furlan, tutti che si occupano delle lingue e hanno da cinema per sé alla luce del sole, a plen tubo, pardot. Bisogna invadi, visto che ogni tanto il termine invasione al vendo prato in maniere negative, in maniere positive, per poter continuare. È una roba, secondo me, biele, una roba speciale, una roba che ha valore, qualche un al vivo sulla sua pelle. Se che lo disse i furlan, che roba lei è affascinante, no? Per cui i giovani divengono da urso, la roba è visibile. Quindi io spero che col tempo, come che sta dagli anni 70 a Cumò per avere una legge per poter festeggiare la patria del Friuli, spero che si rivedi a normale
anche altre robe, come des tutelis sull'arte, sulla musica, in furlani, in tedesco e sloveno. Si rivede a migliorare il turismo, si rivede a migliorare l'attrattiva che questa regione ha, per sé al centro delle storie di tutta l'Europa, non solo dal cristianesimo, ma anche dal resto. Non potete tabare dall'anniversario del muro di Berlino e non tabare dai nostri confini. O siamo al centro di tutti i movimenti che hanno creato l'Europa e di tutti i problemi storici d'Europa, che dall'ultima parte d'Italia in realtà sono il nodo, il fuoco, il fogolare di tutta Europa. Quindi non stiamo a sentirsi piccoli, non stiamo mai più a nominare il schifo di piccole patrie, perché così restano una grande Europa in realtà. È importante, no? Sì, un po' strategico tutta la scacchiera europea e questo è un altro orizzonte che viene di sviluppare come Friuli. Bene, mi dispiace perché io scugli salutare, grazie per i robi che non vi scontato, però prima di salutarsi, ecco, domanderei al DJ Tubet, magari a Christian Pevere che ha le nostre tecniche in regia, che ha dato una mano a imbastire queste sigle per la trasmissione speciale di voi, che è stata fatta in maniera particolare, potete adoperare in nuove tecnologie, ma in una forma anche un po' che così si può dire di tanti informali. Però il risultato è ottimo. Io e Mauro si conosciamo insomma di Vinchiai, per farle corte, poi tu sei anche tu al mio, tu hai domandato a Mauro, dai fammi une sigle, Mauro ha domandato a me, dammi une musiche, allora io ho passato la musica via WhatsApp col telefono. Col telefono? Sì, col telefono. Lui non era chiase, in studi, aveva dome il portatile, ha registrato le voci sulla mia musica con un'altra robe, dopo mi ha passato sempre via telefono dome la voce, io ho fatto il mix, insomma lavoro di chiase ovviamente, io l'ho passata a lui, e lui mi ha detto corregge che metta questo di qua, metta questo di là. Dopo io ho tornato a viaggi, tornato a fare, insomma si arrivasse di chiase, separasse, senza mai neanche ne viodisi, neanche evento né telefonate, scambiarsi come messaggi, aveva il file che è la sigla, insomma, si sente che è un tic, non è proprio della massima qualità, però il risultato è un errore tecnicamente. Lo vi fatto a chiase, lo vi fatto col spirito giusto, insomma. Sì. E con grande creatività io personalmente anche a non disputare su svinga gradi chi stregal chi non sveis fatto. Grazie. Tan saluto a DJ Tubet e anche Elsa Martin. Grazie, buone giornate. Grazie Mandi, e io voi di sera tirando fuori una dagli istanti riflessioni che aveva fatto Pretoni Belline con riferimento al Friuli, che è dal 2005 anche al diseve che impegno di unirsi ai profeti di sventure di che cavain su ammuar civiltà furlane o preferin messedarsi perché queste patrie e queste tiere e poi di da in mo e da tant perché ha tanti potenzialità la sua inte è cresciuta e non si implu in stato di sottananze croniche o podin fale o vin di fale gli stradi sono tanti o disores che non sia di lasciare fuori nessune. Però mi sembra di poter dire che la strada è privilegiata e gli chiede coscientizzazione dal popolo furlan, un popolo che non l'ha finito, ma che l'ha chiamato di scominciare a vedere che la storia di un popolo, come che di una persona, si le conte di quanto gli è saltato fuori di pupilli. Il lavoro alle due di fa e alle tante. Allora, buone feste e buon lavoro a tutti, grazie a tutti gli ospiti che hanno dato anime voi a queste biele e lunghe trasmissioni, non si sentirà ogni dì come al solito, con il solito orario. E una sigla naturalmente con la sigla dal DJ Tubet e di Christian Pevere. 1077 minuti spara onorati, Orce Friula, Brene, Viarte, Chianti, met fur le bandiere dai balcons.
che dal patriarcat dai nostri svons, onde prins parlaments de storie europeane, nas democratic intitiare furnane, cumbra hure de prima investitura clame, la inta fa feste in non desse patrie, autonomia di che spopolo incredibile, si fa soldania moralmente invincibile, di greplatà de lacrime mai mostrate, Bertrand in riguardo e bandiere svintulate. Forse Friul, tu ne schire di vos, Radio Spazi, Federico Dairos. Forse Friul, trasmissione speciale, feste de patrie, nestri noval. Forse Friul, tu ne schire di vos, Radio Spazi, Federico Dairos. Forse Friul, trasmissione speciale, feste de patrie, nestri noval.